Ben ritrovati. Allora, un appello importante da parte del commissario all'emergenza Angelo Borrelli della Protezione Civile è quello sul sangue. Allora, in questo periodo si sta registrando una contrazione della donazione del sangue, ma donare è fondamentale, avviene in assoluta sicurezza. Dunque facciamo un appello a tutti i cittadini: continuate a donare perché è fondamentale per salvare vite umane. Questo appunto l'appello dopo la segnalazione delle varie delle associazioni, insomma dell'Avis, è quella appunto di donare sangue, perché c'è una forte contrazione delle donazioni e c'è bisogno. Ricordiamo che naturalmente le emergenze continuano da questo punto di vista. Allora, come si sta reagendo al decreto di ieri sera nelle varie città del Veneto? Un esempio è quella di Vicenza. Definire ormai le città venete ferme non è un'esagerazione, è esattamente un dato di fatto, quasi ferme, ma questa è la situazione. Mercoledì 12 marzo, Piazza dei Signori a Vicenza, e come potete vedere deserta, poche persone che ancora escono, magari di corsa per fare una spesa, per prendere le ultime cose che servono per poi tornare in casa. L'ultimo decreto del governo ha portato alla chiusura di tutti gli ultimi bar, ristoranti che erano ancora rimasti aperti, che c'era il decreto precedente che prevedeva la chiusura alle 18. Da oggi tutto è chiuso, la città di Vicenza si ferma. Una città sempre più deserta, i pochi che escono lo fanno con passo veloce, lo stretto necessario. Attorno nella piazza, sotto i portici, ci sono solo serrande abbassate di bar, ristoranti, negozi. Chi aveva già chiuso nelle scorse ore, altri con il nuovo decreto. Al lavoro qualche addetto alle consegne, il passo è veloce, ci si incrocia con qualcuno, ci si parla da lontano come fanno queste ragazze, un saluto e poi via. Qui siamo in Corso Palladio, anche qui poco cambia la situazione, pochissima gente, chi si muove per fare la spesa o per motivi di lavoro. Ha fatto scorta? No, per lavoro, sì, certo, ho un tesserino per cui io posso circolare, poi mi metto a riposo. Comunque ha fatto scorta per i prossimi giorni? No, non scorta, è una spesa normale. Senta, questo decreto nuovo che blocca tutto, chiude tutto, come lo vede? Mi affido a questo decreto con fiducia. Spero che quello che si fa serva a qualcosa, ma io ho la famiglia lontana. E come si fa a stare con la famiglia lontana? Bella, va bene. Questo decreto però ci voleva, secondo lei, questo decreto di chiusura completa? Sì, ci voleva. Assolutamente. Grazie. Sospesa l'apertura al pubblico degli uffici licenze, armi e passaporti della Questura di Vicenza. Ridotto il servizio degli uffici postali, 3 quelli aperti a orario continuato fino alle 19.05 a Vicenza, in via Mercato Nuovo, a Schio e in centro a Bassano. Mezza giornata per altri uffici sparsi per la città e il territorio, altri aperti un giorno sì e uno no. In centro, piazzetta San Lorenzo, resiste il mercato, ma solo di generi alimentari. Usciti dal centro storico con la macchina abbiamo percorso quelle che fino a qualche settimana fa, prima del contagio, erano le vie di maggior traffico cittadino. Oggi sono desolatamente vuote. Questa è la situazione di Vicenza. Padova abbiamo visto anche prima nel collegamento in diretta. Padova che oggi lo diciamo perché insomma è capitato già in molti altri comuni, ben 3 mezzi con gli altoparlanti gireranno per tutta Padova per chiedere alla città, informare i cittadini di stare in casa, di dove possono attingere informazioni ufficiali e quindi questo è proprio la scelta del comune di Padova, come hanno fatto altri comuni, di girare con gli altoparlanti per le strade. Tra l'altro c'era un'altra una notizia che riguarda non direttamente il Veneto, ma comunque dà una misura delle cose. È possibile che al sud possa esserci una circolazione più limitata nel nuovo coronavirus e che i picchi dei pazienti che necessitano di terapia intensiva non siano così importanti come è stato al nord. Questo è comunque una buona notizia, perché naturalmente va a stressare meno l'intero servizio sanitario nazionale, a patto che si rispettino le attuali misure
stringenti di contenimento. Questo lo ha detto non il primo che passa, ma l'Istituto Superiore di Sanità, quindi una notizia senz'altro importante. Allora, i controlli sono stati fatti, abbiamo parlato e parleremo ancora di denunce. Un punto lo facciamo con il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Achille Variati. Ciascuno di noi deve avere un comportamento responsabile e la responsabilità di ciascuno diventa responsabilità collettiva. Da ieri sono iniziati dei controlli molto serrati che aumenteranno nella giornata di oggi e poi nella giornata di domani. I controlli nel Veneto sono stati dai 2.500 a 3.000 solo nella giornata di ieri. In tutte le prefetture gli orientamenti sono di passare sostanzialmente da ammonizioni, da avvisi alle sanzioni. Quando un cittadino non rispetta le norme di legge in questo stato di emergenza del Paese, incorre non solo in un reato di cui è il 650 del Codice Penale, ma un giudice potrebbe eventualmente imporgli anche reati legati alla tutela della salute pubblica che sono molto più gravi. Quindi attenzione alle dichiarazioni mendaci. Io stesso per venire qui oggi avevo la mia autocertificazione, tutti devono avere l'autocertificazione quando si muovono, deve essere un'autocertificazione che dice la verità e quindi essere pronti poi a dei relativi controlli. Il comportamento irragionevole ancora di alcuni cittadini e persino di qualche commerciante sono non solo da condannare, ma fanno parte di voci distorte di un'idea invece di comunità che sta reagendo in modo unitario per il bene del Veneto. Altre norme contingenti, norme particolari saranno emesse anche, interpretazioni, scusate, della norma saranno fatte anche per i cantieri, perché anche lì ci sono alcune questioni che devono essere garantite da qui ai prossimi giorni. Ai ragazzi e ai giovani voglio dire questo, attenzione, il virus non conosce età, passa da una parte da un corpo a un altro con grande velocità e non è vero che voi ragazzi, voi giovani siete automaticamente esenti, anche se avete maggiori autodifese. E poi attenti, perché voi potreste essere contagiati e portare il virus ai vostri genitori e ai vostri nonni. Non fatelo. Questo è il sottosegretario all'interno Achille Variati, che insomma ha fatto un punto sia sui controlli, sia sul fatto che i controlli ci sono e penalmente rilevanti, se chiaramente uno non aderisce a queste che sono richieste, ma sono anche obblighi, dovrebbero bastare gli obblighi etici, se non bastano ci sono anche gli obblighi legali con conseguenze penali. Allora, alcuni vostri messaggi. Lavoro in una fabbrica con 300 operai, come sempre prevale il profitto, nessuna premura per la salute dei dipendenti, che vergogna. A questo proposito, non sappiamo naturalmente la fabbrica, quali siano i termini, le fabbriche si fermino fino a domenica 22 marzo, questo è il comunicato stampa nazionale che arriva dalla FIOM CGIL, quindi stiamo parlando dei metalmeccanici. I metalmeccanici dicono che le aziende non paiono preparate a gestire queste emergenze, i lavoratori sono giustamente spaventati, dice il comunicato. Chiediamo quindi di concordare fermate produttive coperte, innanzitutto con strumenti contrattuali e con eventuali ammortizzatori sociali, ove previsti dalla normativa. In mancanza di ciò dichiariamo sin d'ora, attenzione, questo è importante perché stiamo parlando dei metalmeccanici, della FIOM, quindi non una sigla secondaria, in mancanza di ciò dichiariamo sin d'ora l'astensione unilaterale nazionale dell'intero settore merceologico a prescindere dal contratto utilizzato. Questo dice il sindacato, e proprio a questo proposito c'è il capo della Protezione Civile, così vi diamo una risposta, diciamo, a quello che ci avete appena chiesto, avete fatto notare con i vostri messaggi. Per le fabbriche, come per le filiere essenziali di sanità
e alimentare si era parlato dell'uso di mascherine. Il comitato scientifico si era pronunciato, spero a breve ci sia un provvedimento del Ministro della Salute. Il principio è che non serve la mascherina se si mantiene la distanza di 1 metro. Se non si potesse mantenere la distanza nel luogo di lavoro, vanno utilizzate le mascherine. Ecco, questo è quanto appunto ha detto. Questa è una risposta, vi abbiamo dato la domanda, vi abbiamo dato 2 risposte articolate, ne leggiamo un'altra. Lavoro in un hotel che ha deciso di chiudere a causa del virus, non ci pagano da mesi e ora sono senza lavoro, ho bisogno anche io come tutti dei soldi, cosa posso fare? Questo è naturalmente l'enorme problema che si sta aprendo, la voragine che si sta aprendo nell'intero mondo del lavoro e questo lo possiamo vedere solo quando il decreto sarà firmato con operativo, diciamo, con tutta la casistica e a seconda se uno è contrattualizzato, non è contrattualizzato, precario, non precario, insomma è un problema molto complesso a cui deve dare risposta il governo, perché ovviamente ci sono non migliaia, decine di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone in questa situazione. E proprio per concludere questa pagina, che è quella che è arrivata tramite le vostre indicazioni, quello che avete scritto al nostro WhatsApp, è sicuramente utile anche questo servizio che riguarda i lavoratori del Comune di Venezia. Forse sì, il sindaco Brugnaro. Ci sono problemi. La CGIL metropolitana ha formalmente diffidato il Comune di Venezia chiedendo l'applicazione senza ulteriori ritardi di precauzioni anticontagio da coronavirus. Già la settimana scorsa quasi tutte le sigle sindacali avevano contestato la mancanza di provvedimenti per prevenire eventuali contagi tra il personale e chi si reca negli uffici aperti al pubblico. Appelli che, secondo la diffida dei legali della CGIL, non hanno mutato l'assenza di mezzi di protezione individuale per i dipendenti e persino di indicazioni su come operare in situazioni di evidente rischio contagio, tanto da far passare la parola agli avvocati con l'invio della diffida a Cafarsetti. È un preavviso di denuncia alle autorità competenti se non verranno immediatamente attuate tutte le prescrizioni del governo. In questo momento la giunta comunale non sta, secondo noi, tutelando la salute dei lavoratori del Comune di Venezia, che vuol dire non tutelare nemmeno la salute dei cittadini. Più di 2000 lavoratori continuano a recarsi nei posti di lavoro. Alla Polizia Municipale, ad esempio, non sono state fornite mascherine di ricambio all'unica in dotazione, né salviette per la decontaminazione delle divise e bombolette vaporizzanti per la disinfestazione delle auto di servizio. Prese di posizione analoghe a quelle del sindacato si sono verificati anche in sede politica. Il consigliere del gruppo misto Ottavio Serena ha denunciato come le convocazioni delle commissioni consiliari procedesse senza prendere atto dell'emergenza sanitaria in corso. Noi invece crediamo che tutti i servizi non essenziali vadano chiuse, che tutte le attività che possono essere spostate a distanza vadano spostate, che il lavoro agile previsto dai decreti del governo venga immediatamente attuato, perché dobbiamo continuare a garantire servizi, ma non possiamo esporre lavoratori e cittadini a rischi. Fare finta che questa emergenza non ci sia è gravissimo per i lavoratori e per la cittadinanza. Tra poco andiamo a Padova a vedere i controlli di polizia. Prima abbiamo sentito Achille Variati, sottosegretario all'interno, parlare proprio di controlli di polizia, ma vi leggo questa notizia che è anche una risposta ai molti che ci hanno chiesto sui trasporti, perché si aprono, non si aprono, perché il governo non decide. Borrelli ha risposto: la scelta è rimessa ai territori, sarà chi ha la responsabilità di quei territori a dare indicazioni, a prendere queste scelte. In poche parole, il commissario alla protezione civile e quindi anche a questa emergenza, Angelo Borrelli, ha risposto che sui trasporti pubblici decidono chiedo scusa, le singole regioni che appunto hanno l'opportunità di scelta a seconda di come vedono sviluppare l'emergenza. Ed eccoci ai controlli di polizia nel Padovano.
Per spostarsi in città serve una motivazione valida anche se si è a piedi. Occorre cioè che lo spostamento risponda ai requisiti di lavoro, salute o necessità indicati nel decreto. E così i poliziotti della Questura di Padova, divisi in 2 squadre, hanno controllato a lungo Prato della Valle, dove in effetti c'è stato un deciso calo delle presenze, ma dove non mancavano gruppi di giovani o coppie di fidanzati che senza rispettare le distanze di sicurezza occupavano le panchine dell'isola Memmia. I poliziotti stanno comunque controllando anche le persone a piedi, perché in realtà anche per loro, anche per chiunque insomma si muove a piedi e non solo in macchina, esiste questa disposizione, è valida questa disposizione, per cui devono essere ragioni di lavoro, ragioni di salute o ragioni di necessità. Alle persone fermate anche a piedi gli agenti chiedono l'autocertificazione o comunque il motivo, che deve essere valido, per frequentare la piazza. Se da un lato infatti sembrerebbe che rispettare le distanze e evitare gli assembramenti sia sufficiente, in realtà l'indicazione che arriva dalle autorità, dagli esperti, è quella di rimanere proprio a casa, unico modo per limitare l'espandersi del contagio. Un lavoro importante quello dei poliziotti e delle altre forze dell'ordine, chiamati a far rispettare il decreto, ma anche a informare la popolazione sul comportamento da tenere. Molti padovani a passeggio si sono fermati spontaneamente davanti agli agenti per chiedere informazioni, chiarimenti sulla norma, cosa si può e non si può fare, la passeggiata col cane, una sosta all'aperto in pausa del lavoro, la visita ai parenti anziani. Prato della Valle più vuoto del solito dunque, ma non basta ancora, bisogna restare a casa. Allora, una notazione sempre di quelle che ci sono arrivate. Secondo me, dice il telespettatore, ci vuole una chiusura totale anche per gli alimentari, dando ovviamente il tempo per fare la scorta. Dobbiamo ricordarci che anche i commessi dei supermercati, i camionisti hanno famiglie e possono ammalarsi. Io posso rispondere che credo che questo non avverrà mai per un semplice motivo, non l'hanno fatto neppure in Cina, non l'hanno fatto neppure i cinesi. Se lei mi dice vanno magari messi i numerini fuori dai negozi, deve essere rigorosamente entrare uno per uno se sono negozi piccoli di prossimità, stessa cosa con numerini a chiamata per entrare in modo contingentato in tutti i supermercati, o ci sono dei distanziometri alle casse come abbiamo visto in alcuni supermercati qui in Veneto? Beh, la risposta senz'altro è sì. Detto questo, purtroppo questo è, se chiudono gli alimentari allora sì, ma questa è un'eventualità che io mi posso sentire di dire nella maniera più assoluta non avverrà, assolutamente. Sono un lavoratore, mi muovo in macchina con autocertificazione per andare al lavoro. Per strada vedo molto traffico nonostante il decreto che dice di stare a casa. Dubito che tutti quelli che vedo debbano andare al lavoro come me o vadano a fare la spesa. Perché non vengono fatti più controlli dalla polizia e non vengono multati i trasgressori? La risposta è che però molti controlli sono stati fatti e lì c'è un errore in quello che dice il telespettatore, non sono multe. Ossia non sono contravvenzioni, immagino che con multa intenda contravvenzioni. C'è sicuramente la sanzione pecuniaria, ma è penale, ma soprattutto c'è anche la sanzione c'è anche la pena del carcere tra quello che prevede il codice penale nell'articolo 650. Basta andare su Google, fate articolo 650 CP, codice penale, e lì c'è proprio scritto chiaro e tondo. Andiamo avanti, parliamo insomma dei messaggi che vengono lanciati dalle persone, dalle famiglie. Avete visto sempre più lenzuoli fuori, iniziano soprattutto per i bambini, per dare un po' un senso di solidarietà come in questo servizio. Buongiorno. Buongiorno. Ci teniamo a distanza. Giusto, di 1 metro almeno. Ho visto che ha messo fuori, perché? Il cartello, sì, abbiamo messo ieri uno striscione con i bambini, ci siamo un po' divertiti a creare questo messaggio di speranza, un po' per intrattenerli e un po' per diffondere un messaggio positivo. Ecco, visto che anche un po' nei social, ho visto che anche altri hanno aderito a questa iniziativa e mi sembra bella anche per i bambini, intendo. Vedo che si è messa anche una margherita sull'orecchio. Sì, mio figlio non mi ero neanche resa conto. L'ho trovata in giardino, si può stare in giardino solamente, per cui l'ha trovata e me l'ha portata. Cercate di essere positivi, insomma. Assolutamente sì.
Lei cosa ha raccontato ai bambini di questa storia? Cioè come la stanno vivendo e soprattutto come state cercando di spiegargliela? Beh, sicuramente abbiamo detto la verità, per quanto possa essere possibile, nel senso che effettivamente i bambini capiscono da bambini. E, da un lato abbiamo anche utilizzato i vari social, le varie vignette o comunque i video interessanti che c'erano per bambini e cerchiamo giorno per giorno anche di intrattenerli in qualche modo. Giusto questa mattina abbiamo pensato ad una pagina Facebook che se vuole nel frattempo io resto in famiglia per così promuovere iniziative di intrattenimento per i bambini, ecco. Senta, ma quanto ci sta cambiando la vita? Lei si sarebbe mai immaginata di rimanere così tanto tempo con i suoi figli? Assolutamente, assolutamente. Da un lato è davvero impegnativo e difficile, perché io di figli ne ho 4, per cui ognuno con la didattica online sta cercando di andare avanti e per cui insomma non è per niente semplice. E mai ci saremmo immaginati una cosa di questo tipo. Senta, qui si prova veramente quanto è difficile fare i genitori? Assolutamente. Come si fa per riuscire a convincere i figli, soprattutto quelli che diventano adolescenti, a non saltare il cancello e andare in giro? Non è semplice, però credo che i messaggi stiano arrivando da vari fronti. Abbiamo fatto vedere i messaggi che arrivano, quelli proprio del ministro, di Zaia e anche del sindaco stesso che si sta prodigando molto e ieri abbiamo fatto vedere un messaggio molto incisivo e semplice allo stesso tempo, per cui hanno capito. Quindi insomma stanno imparando. Stanno imparando, sì. E noi impariamo a fare i genitori? Ci proviamo. Senta, allora, qual è il messaggio che da cittadina vuole lanciare a tutti i cittadini del Veneto e d'Italia? Il messaggio sicuramente è: stiamo a casa, stiamo in famiglia, godiamoci questa famiglia che abbiamo e approfittiamone per fare cose che anche non avremmo mai fatto. E poi, come ha scritto? Sicuramente andrà tutto bene. Come andrà? Andrà tutto bene! Grazie. Allora andrà tutto bene, insomma è quello che ci si continua a dire. Allora a questo punto, visto che stiamo arrivando alle edizioni dei telegiornali delle nostre redazioni, direi che facciamo un riassunto con quello che ha detto Zaia oggi e poi ci rivediamo proprio per vedere gli ultimi dati. Da un lato abbiamo la necessità di ricavare spazi e quindi stiamo letteralmente preparando un piano, un piano Marshall se vogliamo definirlo così, contro il coronavirus. Dall'altro, in questo piano Marshall, in questo piano strategico del coronavirus, dall'altro abbiamo anche necessità di contingentare gli afflussi agli ospedali relativi ad alcune attività che si possono procrastinare. Un piano Marshall per la sanità veneta per far fronte ad una situazione di emergenza mai vista prima e che secondo le proiezioni degli algoritmi sulla crescita dell'epidemia potrebbe presto raggiungere livelli drammatici, anche perché, prosegue il Presidente, il dato dei contagiati è riferito solo alle persone sottoposte a tampone, molti altri potrebbero essere asintomatici e contribuire alla diffusione del virus inconsapevolmente, di qui l'importanza di stare a casa. Probabilmente in molte famiglie del Veneto ci sono i positivi, sono asintomatici. Io auguro a tutti di restare asintomatici e di non saperlo mai che lo sono positivi e asintomatici, ma è bene che il contagio non si diffonda. Se ci diffondete il contagio alla velocità che abbiamo in proiezione nelle previsioni, svuotiamo gli ospedali, ma li svuotiamo dei pazienti che dovremmo curare per riempirli di pazienti coronavirus. E oltre un certo limite, cari veneti, care venete, non c'è più il punto di non ritorno, perché oltre il punto di non ritorno significa che non ci saranno più posti per curare i malati. Giusta dunque, secondo il governatore, l'ulteriore stretta del governo alle aperture di negozi ed attività per evitare ai cittadini occasioni di uscire ed ancora l'appello a restare a casa e al senso di responsabilità di tutti. La verità è che questo virus manda le persone in terapia intensiva. E in terapia intensiva, mi spiace di essere duro, ci vanno le persone per essere intubate,
cioè vuol dire che una macchina respira per i polmoni, perché i polmoni non ce la fanno più a respirare. Serve l'impegno di tutti, prosegue Zaia, che risponde anche ai medici di famiglia sulle difficoltà di rifornire tutti con mascherine. Addirittura una partita di 500.000 mascherine è arrivata allo snoganamento ed è letteralmente scomparsa, ha raccontato il governatore. C'è il mondo intero che sta chiedendo di comprare mascherine, camici, occhiali e guanti usa e getta. Però insomma siamo in consegna, abbiamo avuto delle consegne anche questa notte, siamo in consegna. Ovviamente non riusciamo a riempire i magazzini ospedali, ma portiamo di volta in volta. Infine, l'appello ai donatori di sangue, perché la paura di questi giorni ha fatto calare in modo preoccupante le donazioni. Un appello lo faccio ai donatori di sangue e veramente di cuore vi chiedo di metterlo in evidenza. Non abbiano timori, i reparti sono in sicurezza e quindi vi chiedo veramente di fare un appello ai donatori perché si presentino per le donazioni, perché altrimenti andiamo in difficoltà. La nostra diretta straordinaria continua naturalmente fino a sera, ora lo spazio è quello delle notizie delle redazioni di Bassano e di Vicenza e naturalmente qualsiasi notizia importante verrà data anche contemporaneamente, poi dopo ci ritroviamo.